Baxi iscrive al comune Pengo in San Lazzaro per liberare l'ex IAR o sono a rischio 700 lavoratori. Gatti morti gettati davanti alla porta di casa di un assessore, accade a Rossano, comunità sotto shock. Dopo il voto a Rossano Veneto, l'ex sindaco Morena Martini attacca la Lega e Fratelli d'Italia. Parte il mozzo bis a Marostica, cittadini soddisfatti per l'esito del voto chiedono parcheggi e viabilità. Luca Rebellato dal via il suo mandato di sindaco a 9, punta a unire il paese. Marco Frison, 23enne, eletto sindaco a Enego, annuncia puntiamo tutto sui giovani. Cambio della guardia, vertici di Elio Solus, ma la solidarietà non si ferma mai. Rapina, furti e lesioni, 21enne condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione. Schianto fra 2 furgoni nell'Alta Padovana, morto un conducente a 62 anni, grave una parente. Buonasera, benvenuti al TG Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con una lettera che Baxi ha scritto al sindaco, ai consiglieri comunali e alla giunta. Sentiamo. Avete presente il vecchio gioco del domino, dove una pedina cade e dà il via a un movimento inarrestabile? Ecco, è quello che sta per succedere a Bassano in questi giorni. Peccato che al posto delle tessere ci siano un'azienda, una multinazionale, centinaia di posti di lavoro, investimenti immensi, aree verdi, cittadine, quartieri. Già, stiamo parlando della faccenda che coinvolge Baxi e Pengo, San Lazzaro e il comune, i bassanesi e una serie di interessi economici e morali davvero importanti. Ma andiamo con ordine. Pochi giorni fa la Baxi ha inviato al sindaco di Bassano Elena Pavan, ai consiglieri comunali e alla giunta una mail nella quale si spiega la situazione attuale dello stabilimento cittadino. Un polo in cui lavorano 1000 persone con un indotto di un altro migliaio di lavoratori nelle piccole e medie fornitrici. A causa dell'evoluzione del mercato delle caldaie in cui è impegnata appunto la multinazionale, l'azienda deve allargarsi e per farlo ha identificato lo stabilimento ex IAR. E qui entra in gioco Pengo, che in quel polo ha un magazzino che si vorrebbe spostare. Ma spostare dove? Nella lettera si parla genericamente di un'area a sud di Bassano, ma tutti sanno che stiamo parlando di San Lazzaro. Peccato che la pratica San Lazzaro, divisa in 2 faldoni che fanno capo a Pengo da una parte e al trio AGB, MEB e Brunello dall'altra, sia finita su un binario morto. Ecco le opzioni. Se Pengo potrà insediarsi in San Lazzaro, si libererà l'ex IAR e tutto andrà a posto. In caso contrario, la multinazionale potrebbe investire per le nuove linee produttive all'estero. E così le eventuali conseguenze per il mancato investimento delle pompe di calore sono la progressiva riduzione dell'organico, con una stima per difetto di almeno 700 posti di lavoro, ma anche una perdita significativa di patrimonio industriale e la ricaduta sul territorio. Prospettive spaventose per Bassano e dintorni, che secondo i ben informati potrebbero portare in tempi molto rapidi alla convocazione di un consiglio comunale straordinario. L'amministrazione in ogni caso è chiamata in causa perché, recita la lettera, la decisione deve essere presa entro questo mese e serve, secondo Baxi, un atto di indirizzo politico e amministrativo. Insomma, una scelta strategica, una posizione ben precisa. Proprio quella che secondo molti bassanesi è mancata in quest'ultimo anno proprio sul tema di San Lazzaro. Ma questo non è più il tempo del silenzio. Parleremo ovviamente di questo tema nelle prossime edizioni della nostra informazione. Adesso andiamo a Rossano Veneto. La prima giornata dopo la tornata elettorale ci porta già a un caso piuttosto particolare. L'ufficio non è ancora pronto, ma il nuovo sindaco di Rossano Veneto, Marco Zonta, è già al lavoro. Obiettivo? Dare continuità all'amministrazione di Morena Martini. La campagna elettorale in paese, e non solo, è stata serrata, ma negli ultimi giorni è spuntato un risvolto alquanto macabro che ha visto vittima l'assessore Elga Battaglin, davanti alla cui porta di casa sono stati gettati alcuni gatti morti. Un gesto inappropriato innanzitutto a 360 gradi, di cattivo gusto, e poi comunque non so se si voleva essere qualcosa di intimidatorio. Devo dire che se l'intenzione era quella non c'è riuscito assolutamente, però resta comunque la gravità del fatto, indipendentemente, ripeto, possiamo ragionare su qualsiasi cosa, ma cose del genere comunque non andrebbero fatte, anche perché
c'è stata la violazione di un domicilio, in quanto non è che la casa sia proprio lungo la strada, cioè la porta, quindi hanno dovuto scavalcare una recinzione, attraversare un giardino, depositare o lanciare, adesso non so poi la dinamica, e quindi insomma tutto molto molto deplorevole. Sui vetri del mobile alle sue spalle c'erano fino a poche ore fa i ritagli dei nastri delle tante inaugurazioni delle opere realizzate dall'ex sindaca. Adesso quale sarà il primo ritaglio che vorrà attaccare? Il primo pezzo di nastro che non solo che vorrò, ma che attaccherò alle mie spalle sarà quello della piazza. E a proposito di Morena Martini, ex sindaco di Rossano Veneto, sentite le sue parole. Ho aspettato, ma ho fatto proprio tutta la lista e uscirà a breve un mio post scrivendo tutte queste persone, alcune che ritenevo anche amiche, queste personalità della politica della Lega, ma anche persone legate a Fratelli d'Italia, che si sono manifestati ed espressi, sono andati a sostenere Berton durante le serate, addirittura dei segretari di comuni, una cosa mai vista in questi anni. Ecco, io scriverò che la lista di Berton ha portato sta trafila di persone, okay? Mentre la lista di Zonta ha portato, e metterò una fotografia della gente, noi abbiamo portato solo la nostra gente, ebbene abbiamo vinto noi. Quindi a tutti questi strateghi della politica, dico di ripassare il manuale delle buone maniere e di ripassare anche il manuale delle persone da sostenere senza traffici strani. Evidentemente Morena Martini, leghista, dà fastidio, cioè Morena Martini, che ha una tessera della Lega in tasca, dà fastidio a molti, tra virgolette, personaggi Lega. Se ne devono fare una ragione, oppure mi devono mandare fuori. Mandatemi fuori dal partito, ma il coraggio ce lo dovete avere voi, perché la faccia che ci ho messo è stata la mia e i risultati ci sono. L'ultimo sassolino che mi voglio togliere è quello delle preferenze. Sto aspettando il risultato finale per andare a chiedere conto a Vicenza e poi decideranno cosa fare. Io ho rispettato le regole che mi sono state date, altri non le hanno rispettate. Ci sarà qualcuno che poi tirerà i conti alla fine e vorrò sapere come andrà. Parole durissime, vedremo le reazioni nei prossimi giorni. Adesso ci spostiamo a Marostica per sentire le prime impressioni da parte del sindaco rieletto Matteo Mozzo. Ed è veramente un grande risultato personale che porterò con me sempre nel cuore, veramente con tanto orgoglio. 62,86% Marostica ha avuto pochi dubbi. Con più di 4.000 voti, la città murata conferma Matteo Mozzo come suo primo cittadino. 5 anni e ormai un giorno, un voto che sceglie la continuità, un risultato che promuove a pieni voti il lavoro della Giunta Mozzo. Era un po' la prova del 9, quello di vedere se 5 anni di lavoro, di sacrifici, mettendo sempre la città al primo posto, potevano dare dei frutti concreti. Una campagna elettorale, quella di Marostica, che si è giocata sul campo, oltre che in Consiglio Comunale. Noi come amministrazione uscente e con tutti i candidati consiglieri abbiamo scelto di avere una linea morbida, basandoci soltanto sul nuovo programma elettorale, puntando a idee di ampio respiro per rilanciare la città. Non abbiamo mai attaccato e nemmeno risposto alle varie accuse e attacchi che ci sono stati posti dei componenti di minoranza e dai consiglieri uscenti. Sentiamo anche la voce dei cittadini di Marostica. Riconfermato sindaco a Marostica Matteo Mozzo, soddisfatto? Benissimo, sono proprio veramente contento. Un 63%, quindi una bella percentuale. Sì, con una bella percentuale, insomma, siamo contenti. Dopo 5 anni è stato riconfermato col doppio dei voti, sicché vuol dire che fa il suo lavoro, anche se viene criticato, ma insomma, se uno non lavora chi non lavora non succede mai niente, chi lavora purtroppo prende parole, critiche e tutto il resto, va bene così. Soddisfattissima, veramente, è stato veramente bravo in questi 5 anni, essendo giovane, si è fatto valere e quindi mi fa molto piacere. Senta, cosa chiediamo al sindaco per il futuro? C'è magari qualcosa che secondo lei deve essere migliorata a Marostica? Vabbè, ci sono sempre cose da migliorare, comunque vedo che lei, ha buone prospettive, quindi diamo la parola a lui e siamo fiduciosi. Cosa chiediamo adesso al sindaco? Qual è un po' la priorità? Di continuare quello che ha fatto fin adesso, perché ha fatto bene,
Ecco, allora non c'è altro da chiedere, insomma, quando che uno fa bene è solo da riconfermarlo e lasciare che vada avanti per la sua strada, così, ecco. Ieri si sono chiuse le elezioni a Marostica, perfetto, confermato. Soddisfatta? Sì, soddisfatta. Bene. Cosa chiediamo al sindaco per questi prossimi 5 anni? Una priorità? Beh, guarda, quello che ha fatto fin adesso mi va bene. Cosa chiediamo al sindaco per i prossimi 5 anni? Chiediamo un'amministrazione giovanile, perché giovani sono, e di conseguenza speriamo che le strutture marosticensi crescano, vedi una palestra per dare spazio ai giovani a fare sport o altro, vedi una sistemazione del problema piscina per quanto riguarda lo sport, qualche parcheggio in più. Ed è molto giovane anche il nuovo sindaco di Enego. 23 anni tra i più giovani sindaci d'Italia, Marco Frison, eletto con il 71,6% delle preferenze, nuovo primo cittadino di Enego, imponendosi sul sindaco uscente Ivo Boscardin, che dopo 3 mandati correva per la 4ª volta. Un'elezione nel segno del rinnovamento, quella di Frison, presidente del consorzio delle Proloco Altopianesi, che così vuole iniziare il suo mandato. Applicare sin da subito il nostro motto, dialogo con il Paese, quindi parlare subito con i dipendenti del nostro comune, incontrare le associazioni di categoria, commercianti, artigiani, agricoltori e poi tutti i presidenti delle associazioni eneghese. I primi pensieri per giovani e giovanissimi. Dobbiamo riportare i giovani a affezionarsi al proprio paese attraverso l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Questo puntiamo a costituirlo già nei primi giorni, nelle prime settimane, nei primi mesi del nostro mandato. Al voto sono andati il 39% dei cittadini di Enego, dato più basso della regione. Un dato falsato, spiega il sindaco Frison, perché oltre il 50% degli aventi diritto è iscritto nel registro AIRE dei residenti all'estero. In realtà, se guardiamo i votanti residenti ad Enego, ha votato più dell'80% dei cittadini eneghesi. Un dato sicuramente importante che ci pone molta fiducia. Chiudiamo questa carrellata di comuni al voto con 9. Un paese diviso in 2. Questa la prima sfida che dovrà affrontare il nuovo sindaco Luca Rebellato, forte del suo 54%, ma consapevole del fatto che 9, nel recente passato, è stato un feudo del centro-sinistra. Adesso però si apre una nuova pagina politica. Questo deve essere uno stimolo per poter diventare il sindaco di tutti, per poter cercare di unire la popolazione, dimostrando la nostra capacità e la nostra volontà di far bene. Sicuramente terremo in considerazione anche la voce dell'opposizione. Una campagna elettorale che non ha visto grandi sgambetti politici, anche se Rebellato ha voluto tornare su una critica mossa nei suoi confronti. Il fatto che non abbia avuto esperienza sociale all'interno del paese, però sicuramente la mia preparazione tecnica, la mia preparazione sul campo, penso sia necessaria e utile per far crescere il paese, per portarlo a conquistare quegli obiettivi che ci siamo preposti fin dall'inizio. Cambiamo argomento, andiamo a vedere il cambio della guardia ai vertici dell'associazione Helios Onlus. Nel 2017 abbiamo fatto donazioni per circa 2 milioni e 300 mila euro e durante il periodo del Covid abbiamo raccolto, grazie sempre a Rete Veneta che sempre gratuitamente ci ha posto la possibilità di essere presentati e essere visti sulle reti locali, e abbiamo raccolto 530 mila euro, cioè donato dai 5 euro ai 10 mila. Nella guerra contro il Covid e in tempo di pace, durante la pandemia, nelle fasi di transizione, la sanità ha un alleato forte. È Helios Onlus che ha raccolto nel corso degli anni una somma davvero importante per donare all'Ul7 attrezzature, macchine all'avanguardia e strumentazioni. Un esempio su tutti è quello della sala ibrida del San Bassiano, per la quale Helios Onlus ha raccolto 740.000 euro. So per certo, e ne andiamo orgogliosi, che questo tipo di macchinario ha dato la
possibilità di recuperare in extremis persone che hanno avuto questo tipo di problematiche prese per i capelli, che probabilmente oggi forse non sarebbero neanche tra noi, e di questo andiamo orgogliosi. Ma Helios e i suoi soci non guardano al passato, perché c'è ancora tanto da fare. Il nostro spirito è quello di continuare a fare quello che ci siamo preposti nel momento in cui abbiamo fondato questa associazione: intervenire presso la USL numero 7 con acquisizioni di tecnologia all'avanguardia, macchine tecnologicamente avanzate che doniamo all'USL numero 7, in modo tale che tutti coloro che fruitori dell'ospedale possano trovarsi nelle strutture, dai macchinari che sono all'avanguardia, che possono dare condizioni ai dottori e agli specialisti a intervenire in maniera migliore, più sicura per l'utente, e quindi continuiamo su questa strada. Nei giorni scorsi c'è stato un passaggio di consegna ai vertici dell'associazione e il nuovo presidente, che raccoglie il testimone da Livio Serradura, punta già ai prossimi importanti impegni per la collettività. Sarà un lavoro improntato alla continuità. C'è già un progetto in atto che è stato discusso con la direzione generale dell'ospedale e il collegio dei medici con cui dovremo interloquire, ed è un progetto di sala multimediale che andremo a definire nei prossimi mesi. La solidarietà non si ferma, le sfide del futuro hanno bisogno di tutti e ogni contributo, ogni aiuto può diventare determinante. Anche la base di Helios si è ampliata con l'aggiunta di nuovi soci. Noi chiediamo sempre la partecipazione più ampia possibile, chiediamo a chi voglia aggiungersi di aggiungersi, appunto, di collaborare con noi, e chiediamo anche la solidarietà delle persone comuni, anche con poco. Questo è Helios, un cuore grande che batte per tutti. Vediamo le novità di Idraclima. Tecnologia, risparmio energetico e nuove tendenze della climatizzazione. Questo è il cuore pulsante di Idraclima Expo 2023, l'evento professionale più atteso dell'anno dedicato al settore idrotermosanitario regionale, andato in scena nella affascinante cornice di Cantina Gottardo a Piazzola sul Brenta. Si parla di climatizzazione, di rinnovabili, di fotovoltaico, di impianti di conduzione acqua, riscaldamento e climatizzazione all'avanguardia. Comfort abitativo e risparmio energetico con un'attenzione alle soluzioni d'avanguardia, una direzione chiara che arriva dopo un cambio di rotta del mercato. Stiamo vedendo un'ottima affluenza, soprattutto la motivazione è un anno particolare. Dico particolare perché siamo partiti con una situazione pregressa che partiva dalla pandemia del primo anno, un paio d'anni di considerazioni un po' turbolente dovute anche al super bonus che ci ha tirato un mercato molto importante, ma che questo ha frustrato prezzi, mercato e quant'altro. In questo momento stiamo respirando l'aria di come promuovere magari prodotti che possono fare un po' un salto di qualità dal punto di vista del comfort della casa, del rinnovo. Una spinta al rinnovo che bussa dall'esterno grazie ai fondi PNRR e anche ai nuovi obiettivi di risparmio. Ricordiamoci che l'Europa spende 330 miliardi all'anno per acquistare energia. Le future direttive saranno di efficientare tutti gli edifici residenziali e non, almeno in classe D, entro il 2030. Per farlo le tecnologie sono presenti oggi, perché oltre all'involucro si parla di pompe di calore, di sistemi ibridi, sistemi radianti in bassa temperatura caldo-freddo, qualità dell'aria. Non solo risparmio energetico, quest'anno un'attenzione particolare anche al comfort, salute e benessere. Oggi ci sono anche brand nazionali e internazionali specializzati nel ricambio dell'aria e nel trattamento dell'acqua, quindi non solo un occhio a portafoglio ma anche alla salute. Spazio alle altre notizie del territorio. Emesso un ordine di carcerazione dalla Procura di Venezia nei confronti di un 21enne già detenuto ai domiciliari presso la propria abitazione a Thiene per rapina, furti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.
La città di Bassano si prepara a celebrare la giornata mondiale dedicata alle amiche impollinatrici con Api in Piazza Bassano. L'appuntamento sarà questo weekend in Piazza Libertà con lezioni di apididattica. I bambini dell'ultimo anno delle scuole di Bassano si incontreranno domani alle 10 in centro giovanile per la conclusione del progetto Ecopirati all'arrembaggio. Il percorso ha dato modo ai ragazzi di farli crescere in un'ottica di cittadinanza attiva. Andiamo nell'Alta Padovana per un incidente dall'esito mortale. Non ce l'ha fatta ed è morto questa mattina il 62enne di Tombolo, rimasto coinvolto nello scontro frontale avvenuto ieri alle 19 in via Nova a Cittadella tra un pick-up e il suo furgone Ducato. Il fuoristrada ha invaso la corsia opposta centrando frontalmente il camioncino, scaraventandolo sul guardrail. La vittima si chiamava Alberto Fabris, era la guida ed è stato portato in ospedale a Treviso in condizioni disperate, dove è morto poche ore dopo. Ferita gravemente la passeggera di 53 anni, cognata dell'uomo, trasportata a Padova dove è ricoverata in prognosi riservata. Per estrarli i vigili del fuoco intervenuti da Cittadella hanno dovuto usare cesoie e divaricatori. Illeso il conducente del pick-up, un 68enne di Galliera Veneta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Martino di Lupari. Parte da Cittadella la speranza di un velista. Una sola chance per qualificarsi e coronare il sogno di una vita. 2000 miglia tra Mediterraneo e Atlantico per strappare il pass per potersi presentare a ottobre alla partenza della Global Solo Challenge, una prestigiosa regata in solitaria senza scalo attorno al mondo. Domani mattina, con un giorno di ritardo dovuto al maltempo, il velista cittadellese Riccardo Tosetto partirà da Trieste in direzione La Corugna per affrontare da solo il test obbligatorio che tutti i partecipanti devono sostenere per guadagnarsi il diritto di presentarsi ai nastri di partenza. Al suo fianco Ob Portus, l'imbarcazione in vetroresina che Riccardo ha acquistato da un professionista francese e che per tutto l'inverno ha smontato e rimontato pezzo per pezzo, rinforzandola e adattandola alla navigazione oceanica in solitaria. Tosetto, skipper professionista innamorato della vela fin da bambino, è al suo primo grande passo come velista solitario. Ha già attraversato 4 volte l'Atlantico, ma non ha mai navigato così a lungo da solo. Vi racconteremo poi il seguito di questo lungo viaggio. Questa sera invece il nostro direttore Luigi Bacciali avrà come ospiti in una puntata post-elettorale ma di grande interesse per l'attualità del periodo Mauro Armelao, Gio Formaggio, Cindy Manusci, Morena Martini, Pierangelo Pettenò, Francesca Rigato, Guido Rizzo e Paolo Tiozzo. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, vi lasciamo al meteo.